Un saluto corale e affettuoso a tutti voi da parte degli alpini della Marca Trevigiana, da parte dei presidenti della sezione di Vittorio Veneto in primis, che festeggia anche i propri 90 anni di Costituzione. Il saluto dal presidente della sezione di Treviso, di Conegliano e di Valdobbiadene. Protagonisti allora della meravigliosa adunata a Treviso, l'adunata del Piave, l'adunata della terra del Piave, del Montello e del Grappa, e tuttora, ancora oggi, protagonisti insieme della vita di questo bosco, di questa realizzazione così singolare e così unica. La cerimonia che inizierà tra poco vedrà l'ingresso con la resa degli onori dei gonfaloni della città di Treviso e di Vittorio Veneto, decorati di medaglia d'oro al valor militare. Ma vorrei ricordare anche la presenza del gonfalone della comunità di Moriago della Battaglia, decorato di medaglia d'oro al merito civile. Nel 2005, in una cerimonia davvero singolare, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, con la consegna della medaglia d'oro al valor civile alla comunità di Moriago della Battaglia e di Nervesa della Battaglia, intendeva in quella opera di riconoscimento dei punti fondanti della nostra idealità di patria, intendeva ricordare la popolazione civile inerme che nel corso della Prima Guerra Mondiale, trovandosi sulla linea del fuoco, aveva subito non solo l'ingiuria del profugato, ma anche l'ingiuria della morte per inedia, della morte per fame, l'ingiuria della distruzione dei propri averi, l'allontanamento, dello scioglimento e la disgregazione delle famiglie. Un gesto arrivato dopo tanti decenni, ma significativo e particolarmente importante. Un gesto che poi ha coinvolto anche il comune di Sernalia della Battaglia, che altrettanto ha vissuto le vicende storiche legate alla Prima Guerra Mondiale. Medaglie d'oro al valor civile si uniscono alle medaglie d'oro al valor militare per ricordarci questo doppia faccia della medaglia. Non siamo e non possiamo privarci né dell'una né dell'altra. Entrambe sono le componenti indissolubili della nostra geografia istituzionale, sono le componenti del nostro alfa e omega legato al rispetto delle istituzioni, legato al rispetto delle nostre comunità. Su questo costruiamo la nostra civiltà, costruiamo il nostro vivere ordinato e pacifico. E dopo la resa agli onori a questi gonfaloni avremo l'onore di avere con noi il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini con le sue 216 medaglie d'oro. Una parte sono quelle che rappresentano il valore militare dei nostri uomini. Un'altra parte sono quelle benemerenze che riconoscono all'associazione, e cioè a voi alpini, a voi volontari di protezione civile, a voi capigruppo, a voi componenti delle nostre sezioni, riconoscono a voi i meriti di aver saputo guardare non solo a voi stessi ma anche agli altri. E allora le medaglie che testimoniano gli interventi di protezione civile, prima tra tutte quella relativa al terremoto del 1976 in Friuli, e poi via via arrivano il Piemonte, arrivano l'Umbria, arrivano il Centro Italia, e qua le testimonianze da parte dei vessilli, degli alpini che arrivano da quelle località, Abruzzo, Marche, Alto Lazio, gente che conosce la terra che trema, sa che cosa vuol dire ricostruire,
combatte tutti i giorni con la burocrazia e le difficoltà, ma non si arrende, non si arrende, è là sul pezzo per realizzare. Tributeremo i dovuti onori al labaro nazionale accompagnato dal nostro presidente Sebastiano Favero, dal generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliolo, comandante logistico dell'Esercito e commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, il generale di Corpo d'Armata Claudio Berto, comandante delle truppe alpine, il Consiglio nazionale rappresentato nella sua singolarità e unicità. Faremo con quella partecipazione e quell'intensità che il luogo comanda l'alzabandiera, guarderemo quel vessillo tricolore che scandisce la nostra quotidianità, lo guarderemo issarsi in cima al pennone a fianco all'albero delle sezioni. La deposizione della corona d'alloro per ricordare tutti i caduti e di tutte le guerre, di un tempo e di oggi. Avremo il momento dell'ufficialità con il saluto da parte di queste auguste autorità. Avremo poi la riflessione grazie alla presenza al Bosco, unica per la prima volta in assoluto, dell'ordinario militare per l'Italia, Sua Eccellenza l'Arcivescovo Santo Marcianò, che con grande piacere ha dato la propria disponibilità, confermando come tra questi alberi, tra queste 2400 e più stele, tra questi simboli, questi cippi, questi monumenti, si respira un'aria particolarmente sottile, si respira un'aria che chiama all'intima riflessione, che ci fa comprendere quanto siamo piccoli di fronte alla maestosità e alla grandiosità dell'universo. Avremo la posizione da parte delle sezioni che ad oggi non sono ancora presenti della foglia che le rappresenta sull'albero del ricordo. Sarà un momento toccante e lo sarà perché partecipare alla grandiosità del Bosco, sentirsi impegnati a salire ogni tanto quassù, portare i propri iscritti a una visita, sarà un momento di grande riconciliazione e di gratificazione, e sarà anche il momento in cui ci sentiremo tutti membri della stessa grande famiglia alpina. Momenti quindi semplici, legati alla nostra consolidata e consueta ritualità, momenti che toccheranno certamente il nostro cuore, così come sanno fare e sanno toccare le corde del nostro cuore le voci del coro ANA di Vittorio Veneto e le note della fanfara alpina della sezione di Conegliano. Gentili autorità, signori ospiti, signore e signori, alpini, capigruppo, presidenti di sezione, alfieri, sono le ore 10, le 10 del 29 agosto 2021 e diamo inizio
alla solenne cerimonia di commemorazione dei 50 anni di costituzione del Bosco delle Penne Mozze, memoriale degli alpini caduti. Vengono resi gli onori alla bandiera della città di Treviso, decorata di medaglia d'oro al valor militare, e al gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorato di medaglia d'oro al valor militare. Picchetto, attenti! Presentate, onori ai gonfaloni! Fiancar, riposo. Vengono resi gli onori al labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, decorato di 216 medaglie d'oro. Il labaro è scortato dal presidente nazionale Sebastiano Favero, dal generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliolo, comandante logistico dell'esercito e commissario straordinario per l'emergenza Covid. Con loro il comandante delle truppe alpine, generale di Corpo d'Armata Claudio Berto. Seguono il Consiglio nazionale. Picchetto, attenti! Presentate, onori al labaro dell'Associazione Nazionale Alpini.
fiancare, riposo. Gli alberi che costituiscono il memoriale rappresentano il simbolo delle penne mozze, svettano verso il cielo, cercano la luce. Il nostro tricolore cerca la luce, il simbolo dell'identità nazionale, sale per raccogliere il calore del sole, per garrire alla bellezza e alla brezza del vento che lo abbraccia e lo scuote, con tutti noi e con tutte le 2405 penne mozze qui ricordate. Ha corso la cerimonia dell'alza bandiera. Picchetto, attenti. Presentate. Alza bandiera. L'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Fiancare, riposo. Cinquant'anni fa, nel 1972, di fronte a quelle 3 penne mozze si dava corso alla cerimonia di inaugurazione di questo luogo. 3 penne nere appaiono evidentemente mutilate, ma il disperso lembo superiore viene raggiunto dall'amore degli alpini viventi. La ferita rimane, ma il sacrificio non risulta vano se è fecondo di gratitudine per il dovere compiuto. L'ala che muove dalle 3 penne è indice di un ripristino delle coscienze, di una continuità di ideali, di una rinnovata volontà di operare per il bene comune. Alla base di quelle 3 penne mozze vi è il ricordo dei caduti e noi onoriamo i nostri caduti. Saranno il sindaco di Cison di Valmarino, il generale comandante logistico dell'esercito e commissario straordinario Covid-19, il generale comandante le truppe alpine, il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini e i presidenti delle sezioni di Vittorio Veneto, Valdobbiadene, Treviso e Conegliano, unitamente a Varigno Milan, presidente dell'Associazione Penne Mozze, a rendere l'onore ai caduti. Picchetto, attenti. Presentate. Onori ai caduti.
fiancare, riposo. E insieme al ricordo per gli alpini caduti, per le nostre penne mozze, non può mancare il ricordo per Giulio Salvadoretti, per Mario Altarui, per Marino Dalmoro. Non può mancare il ricordo per coloro che nel corso degli anni hanno vivificato questo luogo, lo hanno reso ciò che è oggi. Quanti hanno composto il comitato per il Bosco delle Penne Mozze, quanti hanno lavorato attorno all'associazione Penne Mozze, quanti sono venuti qua e da qua hanno fatto la loro orazione ufficiale e non ci sono più. Penso ai nostri presidenti Leonardo Caprioli, a Giuseppe Parazzini, a Cesare Lavizzari e via via Peppino Prisco e tanti altri che al bosco hanno dedicato una parte della loro vita. Penso a Claudio Trampetti, che ci ha da poco lasciato. Penso a quanti dei nostri vecchi reduci salivano qua per onorare e commemorare e si stringevano, facevano spalle e viaggiavano nel ricordo guardando i nomi su queste stele, nomi, luoghi, date, fatti. È per questo che con grande soddisfazione completiamo il cerchio che avrebbero voluto veder completato anche tutti questi che ho citato e molti altri. Lo completiamo con la posizione della foglia, la targhetta, il nome delle sezioni d'Italia dell'Associazione Nazionale Alpini che partecipano alla memoria del bosco. Al cospetto dei vessilli e dei rispettivi presidenti delle sezioni qui presenti, Acquiterme, Ceva, Domodossola, Imperia, Intra, Ivrea, Modena, Omegna, Pinerolo, Valsesiana, Valtellinese, Varese e delle sezioni rappresentate Bari, Puglia e Basilicata, Cuneo, Latina, Lecco, Massa Carrara, Milano, Mondovì, Napoli, Campania e Calabria, Saluzzo, Savona e Valsusa. È il momento di levare il drappo tricolore che copre queste ultime 24 foglie apposte sull'albero del ricordo. Ma ce n'è una in più, una che ci onora in modo particolare, quella dei nostri alpini della doppia naia, quella dei nostri veci che sono andati emigranti e che oggi hanno la loro targa qua. Nel caso particolare sono gli alpini di Vancouver della sezione del Canada. Completano così l'opera e rappresentano la storia dei nostri 100 anni da alpini e dei nostri 150 anni di specialità dell'esercito. Picchetto, attenti.
Il poso. E si scioglie con un applauso l'emozione per questa unità dell'Associazione Nazionale Alpini. Grazie, grazie davvero. Vi invito a fare fronte all'altare. È il momento della commemorazione, è il momento dell'ufficialità. Vi invito alla compostezza, vi invito a mantenere la distanza di sicurezza. Vi invito ad ascoltare con attenzione quanto i nostri oratori avranno da aggiungere alle emozioni che già abbiamo vissuto. Prende la parola il signor Varigno Milan, a nome delle sezioni di Vittorio Veneto, Valdobbiadene, Treviso e Conegliano e dell'Associazione delle Penne Mozze, per porgere il saluto di benvenuto in questo luogo così singolare. Buongiorno a tutti e benvenuti alla solenne celebrazione del 50° anniversario di costituzione del Bosco delle Penne Mozze. A portare il saluto doveva essere Claudio Trampetti, ma la dura legge della vita non gli ha consentito di essere oggi tra di noi, a celebrare la solennità di questa cerimonia che tanto avrebbe voluto e meritato vivere di persona. Se è certo che tutti ci dobbiamo piegare a questa legge, è altrettanto vero che ognuno di noi lascia questo mondo in modo diverso. La differenza sta nelle relazioni, nei legami che siamo stati capaci di stabilire con gli altri. Di questi rapporti, che costituiscono la base della società in cui viviamo, Claudio ne ha fatto il suo punto di forza. Legami di storia comune, nati e rafforzati attraverso esperienze vissute insieme, ascoltandoci e rispettandoci, pur mantenendo ognuno il suo essere unico. Ha lasciato un'eredità che appartiene a tutti, racchiusa in uno stile di vita fatto di impegno, entusiasmo e dedizione. Sotto l'aspetto di una persona non sempre remissiva, nascondeva una straordinaria sensibilità d'animo, unita alla modestia di chi ha coscienza del proprio valore. Queste qualità, rafforzate da un profondo senso civico e morale, gli hanno consentito di presiedere per 25 anni con dignità e competenza l'Associazione Penne Mozze e il Comitato per il Bosco. Penso che tutti gli dobbiamo essere riconoscenti. Tanto gli devono anche le migliaia di ragazzi delle scuole che ha accompagnato sui sentieri del bosco, fermamente convinto di quanto fosse fondamentale l'educazione alla memoria, contribuendo a costruire in loro una coscienza critica capace di guardare a un futuro migliore. Grazie Claudio per quello che sei stato. Saluto ora con viva riconoscenza, a nome delle 4 sezioni trevisane dell'Associazione Penne Mozze, le autorità ed i gentili ospiti che onorano con la loro presenza questa cerimonia. Una cerimonia purtroppo condizionata dalle misure anti-Covid in atto, che inducono ancora alla prudenza. Ma come gli alpini sanno incedere con passo lento, così sapranno attendere tempi propizi che di certo arriveranno. Un saluto affettuoso al Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale, che ringrazio per aver inserito questa ricorrenza nel calendario delle manifestazioni nazionali a carattere solenne e che proprio oggi, poi sarà così ogni 5 anni, riceve il suo battesimo fregiandosi della presenza del Labaro. Con viva soddisfazione saluto il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, comandante logistico dell'Esercito e commissario straordinario per l'emergenza Covid, al quale siamo grati per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui sta portando avanti questo delicato compito. La divisa e il cappello che porta ci fanno onore.
Un cordiale saluto al comandante delle truppe alpine generale di Corpo d'Armata Claudio Berto, sempre aperto a forme di collaborazione con l'ANA. A breve lascerà l'incarico e passerà il testimone, lasciando contemporaneamente l'attività di servizio. Alle sue spalle resta una vita professionale intensa e davanti si presenteranno altre occasioni appaganti di crescita. Estendo il saluto ai rappresentanti e comandanti delle varie armi, servizi e reparti. Ai parlamentari, che saluto con ossequio, rivolgo l'invito ad attivarsi per non disperdere una risorsa preziosa come gli alpini, inesauribile oggi ma priva di certezze per domani. La miopia politica ci ha già confezionato un regalo decretando la fine della naia, senza pensare che la nostra associazione è frutto di quella esperienza. Una realtà che non si è fermata a tramandare le tradizioni, ma ha saputo porsi in sintonia con le esigenze del presente, portando avanti una memoria fatta di solidarietà. All'assessore regionale Federico Caner, in rappresentanza della Regione Veneto, ed ai rappresentanti delle varie istituzioni indirizzo un fervido saluto, con invito di porre al centro della loro azione chi vive il territorio e ogni giorno combatte per una degna esistenza. Saluto riconoscente la sindaca di Cison di Valmarino, avvocato Cristina da Soler, e con lei la nutrita rappresentanza di sindaci della Marca, con i quali i gruppi alpini abitualmente interagiscono. Siamo lusingati di essere per voi e le vostre comunità un elemento fondamentale di riferimento e un generoso sostegno. Come ci onorano della loro presenza la bandiera della città di Treviso e il gonfalone della città di Vittorio Veneto, entrambi decorati di medaglia d'oro al valor militare, e di gonfaloni decorati di medaglia d'oro al valor civile di Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia. Un saluto riverente a Sua Eccellenza Monsignor Santo Marcianò, arcivescovo ordinario militare per l'Italia, che andrà a celebrare la Santa Messa, momento inamovibile di ogni cerimonia alpina. Al riguardo, Don Gnocchi di noi diceva: la religione per questa gente non è mai un momento o un episodio, è uno stato, una forma, un modo di vita, sangue vivo e succo vitale. Saluto con rispetto le signore Tommasina Mazzoleni e Imelda Tosato, rispettivamente nipote del generale medaglia d'oro al valor militare Tommaso Salsa e moglie del generale medaglia d'oro al valor militare Enrico Reginato, degne custodi di ricompense al valore frutto di nobili ideali. Sentitamente ringrazio le rappresentanze delle associazioni presenti, al nostro pari custodi e difensori di un patrimonio morale e di valori inestimabile. Altrettanto sono grato a presidenti e delegazioni di tutte le sezioni ANA presenti, con i loro vessilli e dai tanti gagliardetti, come sempre sensibili al richiamo che il memoriale esercita. Sono altresì vivamente riconoscenti agli alpini delle 4 sezioni della Marca, con una nota di merito agli alpini di Cison, per la costante e preziosa opera di mantenimento del bosco. Alla fanfara della sezione di Conegliano e al coro ANA di Vittorio Veneto esprimo gratitudine per il loro cortese intervento. Infine, al tanto dire dell'avvocato Nicola Stefani nel presentare la cerimonia, rispondo con una sola parola: grazie. Carissimi tutti, da 50 anni gli alpini si ritrovano in questo luogo, nato qualche anno prima dalla felice intuizione del professor Mario Altarui e dalla laboriosità di tanti, spinti da un richiamo dell'anima che si contrappone alla progressiva caduta di valori di una società purtroppo confusa. Una società che spesso dimentica, se non addirittura cancella. E lo faremo ancora, finché avremo gambe per camminare. Ce lo chiedono gli alpini trevigiani, ricordati attraverso le 2405 stele disseminate nel bosco, e gli alpini d'Italia, che l'albero del ricordo richiama alla memoria e che oggi si completa vestendo 24 nuove foglie. Ringrazio pertanto le sezioni, ricordate prima nominalmente, che con la loro adesione danno ora una connotazione nazionale al memoriale. I 50 anni che compie oggi il bosco sono molti, ma mai abbastanza per dimenticare coloro che hanno fatto sacrificio della propria vita perché noi potessimo vivere la nostra. I sentieri che si intrecciano su questi pendii a lambire le stele, dove la natura e la memoria storica sono legate tra loro da un vincolo inseparabile, devono diventare per tutti un cammino di speranza.
La responsabilità umana e civile in capo a ognuno di noi ci impone di seguire questi sentieri del dovere per togliere dall'indifferenza, o peggio dall'oblio, dalla perdita di ogni ricordo, la tragedia che vissero gli alpini e il dolore delle loro famiglie. Bisogna tuttavia fare molta attenzione di non favorire il ricordo alla conoscenza e all'informazione. La vera memoria, che non può più essere finalizzata alle sole celebrazioni, per andare oltre necessita di un valore aggiunto. Non basta più fare il solo resoconto degli avvenimenti. Serve far conoscere i fatti nel loro insieme, aiutandoli quindi a entrare nella storia. Occorre portare alla conoscenza e alla riflessione chi non ha vissuto quelle vicende, in modo particolare le nuove generazioni, alle quali ben pochi insegnano e spiegano cosa è avvenuto in quegli anni. Quando entriamo nel bosco bisogna quindi farlo con la consapevolezza di ritrovare il filo conduttore sull'esistenza, il significato di questo posto. In un'ottica futura dobbiamo pertanto proporlo come un luogo non tanto legato alla tragedia alpina, ma come un luogo dove la sofferenza attraverso la natura trova una sua pacificazione, un modo per rigenerarsi e trasformarsi quindi in un modello di speranza e di vita. Il bosco, che nasce da una storia ben precisa, una realtà che oggi fortunatamente non viviamo più, va indicato come spazio educativo, spiritualmente edificante, un'oasi dove uno può ritrovare se stesso, può immaginare, può medicare una ferita o un momento di difficoltà. Solo in questo modo non renderemo vano il sacrificio dei nostri caduti. Lunga vita al Bosco delle Penne Mozze e buona giornata a tutti. Il saluto ufficiale del sindaco della comunità di Cison, Cristina da Soller. Buongiorno, mi unisco a chi mi ha preceduta nel dare a tutti il benvenuto a Cison di Valmarino e nel ringraziare per la loro partecipazione il generale Figliuolo, il generale Berto, l'ordinario militare Marcianò, il presidente nazionale Favaro, i presidenti delle sezioni ANI trevigiane, i colleghi sindaci e tutte le autorità civili e militari presenti oggi in questa solenne cerimonia per i 50 anni del Bosco delle Penne Mozze. Porto il mio personale saluto, quello dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza che ho l'onore di rappresentare. In occasione di questa particolare e solenne ricorrenza, Cison di Valmarino vuole esprimere la propria profonda gratitudine nei confronti degli alpini e di tutti coloro che in questo mezzo secolo si sono presi cura e hanno fatto vivere il Bosco delle Penne Mozze. Fortunatamente, i promotori di questo luogo del ricordo, Mario Altarui, Giulio Salvadoretti, Marino Dalmoro e Marcello De Rosso, oltre a terreno fertile per far crescere gli alberi che unitamente alle stele ricordano i nostri caduti, hanno trovato qui la dedizione e lo spirito di servizio di tanti alpini che negli anni hanno curato ed implementato il memoriale. Questo terreno custodisce infatti non solo le stele a ricordo di quanti sono morti per la patria, ma anche le gocce di sudore di tutti coloro che hanno speso il loro tempo qui, tra l'erba e i sassi, per mantenere e tramandare quel ricordo. Il Bosco delle Penne Mozze non è un simulacro, ma un luogo vivo, capace di testimoniare ancora oggi l'importanza di valori come il sacrificio, il rispetto, l'importanza del collettivo e la capacità di anteporre al proprio individuale il bene della comunità. Valori questi che oggi, colpiti da una pandemia che ha minato le abitudini e le certezze di ciascuno di noi, è ancor più necessario conservare e difendere. Grazie dunque all'ASPEM, al Comitato del Bosco, agli alpini delle 4 sezioni di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio Veneto, custodi discreti e fidati che con i loro gruppi e la dedizione tipica che li caratterizza mantengono anno dopo anno l'armoniosa convivenza tra la natura e le installazioni che animano e fanno vivere il bosco. Tra essi sento doveroso un saluto particolare a un alpino andato avanti pochi mesi fa, Claudio Trampetti, che quale presidente dell'Associazione Penne Mozze e referente del Comitato del Bosco è stato per ben 25 anni il prezioso coordinatore e promotore degli interventi realizzati. Da ultimo,
permettetemelo, un grazie anche ai miei alpini, al gruppo locale, sempre attenta e vigile sentinella, nonché primo custode di questo prezioso memoriale. A tutti la gratitudine della comunità cisonese e la disponibilità dell'amministrazione che rappresento ad agevolare e sostenere le iniziative e le attività del Bosco, tra le quali mi fa particolare piacere ricordare l'attività didattica con le scuole che sempre più frequentemente si recano qui in visita. Concludo con un augurio: che questo luogo sacro sappia mantenere per sempre, grazie alla dedizione e all'amore di chi se ne prende cura, la capacità di trasmettere alle future generazioni i sani ed autentici valori alpini che qui trovano viva testimonianza. Viva gli alpini! Invito a prendere la parola il presidente della sezione della nostra associazione di Varese, Franco Montalto. Lo fa a nome di tutte le altre sezioni d'Italia e della sezione di Vancouver che hanno voluto oggi completare con la posizione della targa della loro foglia l'albero delle penne mozze, l'albero degli alpini. A lui una riflessione su questo gesto e su questa volontà di partecipare alla realtà del bosco. Un saluto cordiale a tutti. A nome di tutte le sezioni delle quali si è scoperta oggi la foglia sull'albero del ricordo. Il bisogno della memoria lo portiamo nei nostri cuori, prima ancora che nel bagaglio dei nostri doveri. In nessun altro luogo la simbologia del ricordo appare chiara e partecipata come qui, nel Bosco delle Penne Mozze. Un albero, segno tangibile della vita della nostra terra, delle nostre montagne, accoglie e protegge le foglie che con i nomi delle nostre sezioni illuminano la memoria dei nostri caduti. Non solo però, qui si ricordano le penne mozze sotto il segno della redenzione. Questo significa che affidiamo le penne mozze ad un cammino. Essi non sono qui fermi ad ascoltare le nostre parole, essi sono stati affidati a un cammino di salvezza. Qui si percepisce e si respira il senso autentico del nostro modo di esprimerci, il sono andati avanti. Lo scoprimento delle 24 foglie mancanti al completamento dell'albero del ricordo, sul quale sono ora presenti tutte le sezioni italiane ed una a destra, è un gesto che ci coinvolge personalmente e profondamente. Così come era profondamente coinvolto Claudio Trampetti, il compianto presidente del Comitato per il Bosco delle Penne Mozze, andato avanti lo scorso 11 aprile, e che oggi ricordiamo con affetto. Con lui ricordiamo tutti coloro che hanno operato in questo memoriale. Il nostro coinvolgimento personale diretto è certamente legato al nostro fare memoria della storia delle nostre famiglie, delle famiglie delle nostre terre, perché non si tratta di una storia lontana. Al contrario, è una storia che ha segnato anche la nostra vita. Questo coinvolgimento è anche legato al desiderio di accompagnare i nostri fratelli alpini andati avanti, di restare accanto a loro non solo presso questo memoriale, ma soprattutto nel cammino di ogni giorno, perché il loro ricordo è vivo e allo stesso modo, per quanto possa sembrare impossibile, nel loro ricordo sono vive anche le foglie di questo albero del ricordo. Le foglie delle nostre sezioni respirano insieme alle foglie di tutti gli alberi che ci circondano. Queste nuove foglie sono state scoperte insieme a tutte le foglie di questo albero. Sono dunque il segno tangibile del nostro ricordo, ma soprattutto il segno tangibile della presenza dell'Associazione Nazionale Alpini nel cuore e nell'opera della nostra società. Siamo presenti insieme ai nostri caduti, insieme a coloro che sono andati avanti e che ricordiamo oggi nel simbolo meraviglioso che questo albero rappresenta. Grazie.
Grazie. Grazie per aver espresso così efficacemente il pensiero dei colleghi presidenti delle altre sezioni e di aver testimoniato ancora una volta come insieme si fa. Prende la parola il generale comandante le truppe alpine, Claudio Berto. Il suo saluto ci riempie il cuore, ci fa enorme piacere la sua presenza. Ancora una volta la testimonianza di questa continuità ideale tra Veci, Boccia, tra alpini di ieri e alpini di oggi. Mi unisco ai saluti di quanti mi hanno preceduto, alle autorità civili, militari e religiose, in particolare all'amico commissario Francesco Figliuolo, mio compagno di penna fin da quando eravamo giovani tenenti, al nostro presidente, al nostro vescovo. Un saluto particolare ai tanti sindaci che vedo qua a fianco, segno che l'essere alpino è cosa sentita, è una comunità che ci tiene a far vedere quali sono i valori e come vengono seguiti. Come sempre, quando sono in questi contesti mi vengono in mente alcune considerazioni da fare. E la prima è che un osservatore, o meglio un visitatore distratto che passi da queste parti, potrebbe vedere questi monumenti come un insieme di opere, di oggetti, di cose anche che nascondono un significato oscuro e lontano, spesso tragico e doloroso. Ma questa persona non coglierebbe l'essenza delle cose. Chiedo scusa al nostro vescovo, ma sarebbe come entrare in chiesa, guardare tutte le opere d'arte che ci sono e non cogliere l'intensità spirituale. Perché questo luogo per noi è qualcos'altro. Questo è la cattedrale del sacrificio. In tempi in cui il sacrificio è stato svuotato del suo significato, è stato cancellato dai vocabolari, è stato riposto in una teca e si guarda come si può guardare un cimelio, una reliquia, un qualcosa che ha un oscuro significato, ci riporta indietro nel tempo, ma nel cielo anche sospetto, lo guardiamo perché chissà cosa voleva dire questa cosa. Per noi il sacrificio è cosa ben diversa. Per tutti gli alpini è cosa ben diversa. Io, quando parlo di sacrificio, parlo di grandi cose, ma di piccole cose, di coraggio e di pietas, che sono nello stesso insieme, che sono poi alla fine la stessa cosa. Cito perché lo cito sempre, anche ieri, in questo, il maresciallo, poi sottotenente Gigli, morto in Afghanistan nel 2010. Medaglia d'oro al valor militare assieme a De Cillis, perché con lui, di fronte a un ordigno esplosivo, si è sacrificato, ha cercato di mandare via gli altri, ha fatto scudo col suo corpo, è morto lì, vicino a Herat, che abbiamo abbandonato. Cito un'altra medaglia d'oro, Adorno, ancora in vita, il quale è stato ferito alle gambe perché era un'azione di recupero di altri soldati che erano feriti ed erano impossibili evacuare. Bene, lui e i suoi alpini paracadutisti sono andati lì e hanno estratto quelle persone a rischio della propria vita. Ma non è solo questo, come vi ho detto, è anche ben altra cosa. Il sacrificio, ad esempio, è quello dei momenti più duri di questa guerra alla pandemia. Vi ricordate le immagini di Bergamo? Ebbene, a Bergamo avete visto tutti quanti i camion, ma non erano dei droni, non erano dei robot. All'interno c'erano degli esseri umani, c'erano dei soldati, alpini, non alpini. E sapete cosa mi hanno detto questi soldati? Mi hanno detto che in quel momento, a parte la tensione per un servizio del genere, loro si sono sentiti in dovere di surrogare la presenza dei parenti che non c'erano. Un atto di estrema pietà che fa vedere come siamo e chi siamo per chi non ci conosca o fa finta di non conoscerci. Bene, ma questo non vale soltanto per noi, vale per tutta la comunità, come mi permetto di dire, degli uomini e delle donne con la penna sul cappello, estesa in questo insieme che si intreccia profondamente tra alpini in armi e alpini in congedo, a cui fra poco farò parte anch'io.
Bene, io credo che noi abbiamo ancora qualcosa da dire a tanti, io credo che noi possiamo essere ancora un esempio per molti, io credo che il nostro grande potere di attrazione sia prima di tutto, e come ho già detto, la capacità di metterci a disposizione delle comunità, e questo è il messaggio che io vi lascio. Approfitto naturalmente di questo contesto per salutare tutti quanti, tutti quelli che mi hanno seguito con grande affetto, grande commozione, che sono fatti i selfie con me durante tutto il mio periodo di comando. Grazie a tutti gli alpini, grazie a tutti voi e buona giornata. Prende la parola il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliolo, comandante logistico dell'Esercito, commissario straordinario per l'emergenza Covid e chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto alpino. Buongiorno a tutti, buongiorno. Saluto tutte le autorità, il Presidente nazionale, l'amico Sebastiano Favero, tutte le autorità politiche, i sindaci qui presenti, il direttivo nazionale, l'amico Claudio Berto, comandante delle truppe alpine, e il nostro ordinario per l'Italia, Monsignor Santo Marcianò. Io ho accolto con piacere tempo fa l'invito che mi è stato fatto dal Presidente Favero di essere qua con voi, perché l'ho fatto in maniera, diciamo, utilitaristica. Per me venire qua vuol dire ritemprarmi, riprendermi i valori alpini, che sono quelli che stanno anche alla base del mio agire durante questo incarico di commissario straordinario per l'emergenza Covid. E quindi vi ringrazio soprattutto quelli che in questo momento sono schierati qui, tutte le sezioni, tutti gli amici dell'Associazione Nazionale Alpine, tutti i presenti che sono in ordine, vedo, con le mascherine. Purtroppo dobbiamo stare ancora attenti. Il vaccino sta facendo il suo corso, però il virus si muove in maniera intelligente, ci sono le varianti e noi dobbiamo essere più di buonsenso, dobbiamo capire che per uscire dalla pandemia oggi abbiamo a disposizione i vaccini e le misure di cautela. E sono quelle che dobbiamo continuare a mettere in atto e lo dobbiamo alle persone più anziane, quindi alle nostre radici, ma lo dobbiamo anche al nostro futuro, ai nostri giovani, ai ragazzi che devono tornare a scuola in presenza. È stato dimostrato che la scuola a distanza, oltre ad essere un qualcosa di non equo, perché ci sono tante famiglie, tanti ragazzi che hanno difficoltà ad accedere alle piattaforme internet, alle piattaforme virtuali per collegarsi, è anche poco formativa perché non fa raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, ma soprattutto ci toglie la socializzazione, che poi il valore aggiunto. Ho sentito prima, quando si è parlato di quando uno va via e lascia il ricordo che è legato alle proprie relazioni. E noi queste relazioni le dobbiamo riprendere. Un bel esempio è qui. Davvero per me, ritengo essere qua vuol dire riprendere i valori, il sacrificio, che ha citato l'amico Claudio Berto, di cui mi onoro di essere stato suo vicecomandante alla Torinense quando lui ha preparato la brigata, l'abbiamo preparata assieme, che poi è andata in Afghanistan e di cui ha ripreso degli episodi. E quindi il ricordo va davvero a tutti i caduti, quelli più lontani, quelli più vicini, a coloro i quali portano ancora i segni, e ce ne sono tanti, siano essi delle truppe alpine, siano essi dell'esercito o delle altre forze armate. E il ricordo è importante. Qui voi davvero fate un'opera meritoria, importante, che serve ai giovani. Sentivo il portare qua le scolaresche, quindi bisogna lanciare i semi, quelli poi restano. È un po' come la cultura, ti rimane, quando uno pensa di essersi scordato tutto, c'è qualcosa che ha dentro che fa sì che possa
aiutarlo a risolvere i problemi. E la stessa cosa è l'alpinità, viene fuori quando c'è bisogno. Quindi il sacrificio, l'impegno, l'esempio, la solidarietà verso gli altri. È un po' questa anche l'essenza del piano pandemico. Si vince facendo squadre. Voi siete l'esempio, lo siete sempre stati, noi lo siamo, noi alpini, l'esempio di fare squadra. Poi non bisogna mai autoincensarsi, quindi saper fare un passo indietro e stare al proprio posto come voi ce lo insegnate sempre. Io vi ringrazio e per me è davvero un onore poter essere qua e aver potuto fare queste riflessioni insieme a voi. Grazie ancora e buona prosecuzione di questa cerimonia solenne. Alpini, autorità, gentili ospiti, prende la parola il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, per la commemorazione di questa giornata dedicata al 50° anniversario di fondazione del Bosco delle Pene Mozze. Grazie Nicola, grazie. Ed è con grande, veramente, credetemi, con grande emozione che prendo oggi la parola dopo tutti gli interventi che mi hanno preceduto, che hanno ben delineato sia il significato di questa giornata, sia il significato e il valore di portare questo cappello in testa. E quindi li voglio ringraziare tutti, voglio salutare tutte le autorità civili, militari, religiosi qui presenti, i sindaci, gli amici, lasciatemelo dire perché sono amici, i generali Francesco Figliolo e Claudio Berto e l'ordinario militare, perché sono e hanno voluto essere oggi qui con noi in questo momento che nasce 50 anni fa da un'idea, da una splendida idea di qualche alpino. Sono stati citati i nomi, ma da quell'idea che in quel momento comprendeva solo i caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale della provincia di Treviso, degli allora 97 comuni della provincia di Treviso, si è poi estesa. C'è stata l'intuizione di estenderla e si è completata oggi, 50 anni dopo, con questo albero del ricordo, con le foglie di tutte le sezioni italiane, e mi fa piacere, da alpino che da ragazzo hai vissuto all'estero, che ci sia anche un segno di una delle nostre sezioni all'estero. Perché, vedete, per noi questi momenti hanno un fortissimo significato. Sono il momento in cui noi doverosamente ricordiamo chi generosamente ha dato la propria vita perché più bello fosse il nostro vivere. La data pensando e sperando che tutto poi si potesse concludere per garantire a tutti un futuro migliore. Ma purtroppo i fatti non sono così, neanche oggi. La pandemia che ha colpito il mondo e ha colpito anche noi. E qui lasciatemi ringraziare il generale Figliolo per quello che sta facendo. E lo sta facendo veramente bene e lo sta facendo da alpino. Questo dovrebbe essere un significato, lo dico anche a tutte le rappresentanze politico-amministrative che sono qui, per capire una cosa a cui noi crediamo, tenacemente crediamo. I miei 2 predecessori, lasciatemi ricordare anche chi mi ha preceduto, e soprattutto Beppe Parazzini, che è andato avanti qualche mese fa, perché si è battuto contro la sospensione della leva, si è battuto e continua a battersi per un ritorno a un servizio obbligatorio. Noi siamo su questa linea. È un messaggio che vogliamo dare. Noi vorremmo un ritorno di un servizio obbligatorio, lo diciamo da qui, da questo memoriale. Ce lo gridano i nostri caduti, ce lo chiedono, e noi non dovremmo avere paura
di spostarci e di chiedere con forza questo ritorno, perché è nell'interesse della patria, lasciatemelo dire. Per noi quella bandiera significa patria, significa identità, significa riferimento, ed è anche nell'interesse dei nostri giovani, e l'abbiamo sperimentato anche quest'anno, in un momento difficile, con alcuni campi scuola sperimentali per i ragazzi dai 16 ai 25 anni, che si stanno concludendo proprio oggi in alcune realtà. Questo è un messaggio che io voglio lasciare a tutti voi, perché è quello che ci permetterà di lottare e di vincere contro un fenomeno molto dilagante e molto pericoloso, l'individualismo, la chiusura in se stessi, il pensare di essere autosufficiente in tutto. No, è il stare insieme, è la solidarietà che permette a un popolo di vivere e di guardare avanti e guardare al proprio futuro. Ripeto, ce lo gridano questi nostri caduti, tutti ce lo chiedono, e noi anche da qui, anche oggi, dovremo avere la forza e tornare a casa con la volontà decisa di andare avanti. Finora abbiamo trovato un muro di gomma, ma io spero che la pandemia da un lato, che alcuni avvenimenti che sono venuti, è stato citato l'Afghanistan all'estero, insegnino qualcosa a chi ci governa, che faccia capire la necessità di pensare al futuro della nostra patria, pensare al futuro delle generazioni più giovani, perché possano veramente apprendere e portare a casa quei valori di cui noi oggi siamo testimoni. A cominciare dal dovere, non dai diritti, dal dovere di rispondere, presente quando è necessario, dalla necessità di far venire fuori da tutti noi quel senso di solidarietà che anche ieri i nostri alpini, chiamati all'ultimo momento, hanno dimostrato allestendo un campo per i profughi in Afghanistan. Questi sono i modi con cui noi, concretamente, con la nostra capacità di fare, di essere sempre disponibili, vorremmo dimostrare e vogliamo dimostrare. Ma, ripeto, è giunta l'ora di alzare un po' la voce, di chiederlo, tutti insieme, di chiederlo alle nostre realtà, ai nostri sindaci che sanno quello che facciamo, di chiederlo a chi governa queste istituzioni. E questo quello che io oggi voglio trasmettere a tutti voi. E questo è il messaggio che viene da questo momento, da questo ricordo, ed è questo quello che io mi auguro. Quindi, cari alpini, grazie di essere qua. Grazie a tutti. Viva gli alpini, viva l'Italia! Il grazie corale per quanto è stato detto, il clima di tensione emotiva, di emozione che stiamo tutti vivendo, il silenzio che avete osservato e l'attenzione mi portano a dire grazie. Siete stati un auditorium straordinario ed ora ci prepariamo offrendo il nostro cuore, armati come siamo di fede e d'amore, alle parole dell'ordinario militare per l'Italia, Sua Eccellenza l'Arcivescovo castrense Santo Marcianò. L'abbiamo già avuto in un'altra circostanza a Sernaglia della Battaglia nel 2019, proprio il giorno di Vaia, per una memorabile funzione religiosa all'interno della chiesa della comunità sernagliese. Abbiamo avuto modo di apprezzarne le parole, le qualità morali, l'elevazione e le riflessioni spirituali che ci ha indotto a fare. In questa circostanza, in questa occasione che tanto ha gradito, sicuramente saprà trattenere e ancora più alzare le nostre emozioni.
Ordigara, Voiussa, Nikolaevka, Cima Vallona, canzon vece nove, de requie de gloria, o penna spaccata t'ha fatto la storia. E ne mosse per l'onor. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. La cattedrale del sacrificio. Grazie generale per questa bella definizione. La cattedrale è segno di unità. La cattedrale è la madre di tutte le chiese. In essa tutte si ritrovano per vivere l'unità, per vivere la comunione. Da lì scaturisce la solidarietà, il coraggio di dare la vita. Ecco, qui viviamo l'unità del Paese. Certo, l'hanno fatta i nostri morti, caduti, con il loro sacrificio. La facciamo noi, la fate voi, cari alpini. Voi siete il segno di questa unità. L'unità che tanto desidera il nostro Paese. Voi siete sacramento di quest'unità. Io vi ringrazio per l'invito, il Presidente, saluto tutti. Ci sono stati tanti saluti, non voglio dilungarmi. Consentitemi, assieme al Presidente dell'Associazione Nazionale, di salutare il Generale Figliuolo e il Generale Berto. A loro mi lega una grande amicizia, a loro devo dire un grande grazie. E il grazie lo estendo a tutte le autorità politiche, civili, militari e religiose. Saluto i miei cappellani, i diaconi. Grazie dal profondo del cuore. Siete una profezia di bene per il futuro del nostro Paese. E con questi sentimenti di gioia, di gratitudine, chiediamo al Signore che perdoni i nostri peccati per poter celebrare degnamente l'Eucarestia domenicale. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la sua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio, unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo.
Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: «Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore vostro Dio che io vi prescrivo. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dei così vicini a sé come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste com'è tutta questa legislazione che io oggi vi do? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce. Presso di Lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Per sua volontà Egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Parola di Dio. Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco.
In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come la vettura di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. E diceva ai suoi discepoli: dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Parola del Signore. Carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle, è proprio vero che ogni anniversario è motivo di memoria, di gratitudine, di speranza. Ogni anniversario porta a rivedere il cammino fatto e a scrutare quello che si schiude dinanzi. La vita è un cammino e nulla più dei sentieri di montagna lo ricorda. Cammino pieno di pericoli, certamente, ma anche spalancato su paesaggi meravigliosi che rappresentano, da una parte, prospettive, ce lo ricordava il generale Berto, prospettive affidate alla contemplazione, guai se non fosse così. Dall'altra, mete da raggiungere e per le quali siamo sempre alla ricerca delle strade giuste. Mi piace pensarlo così, definirlo così, il bosco delle penne mozze, di cui celebriamo il 50° anniversario. È un cammino dentro il quale si snodano sentieri ricchi di memoria, una memoria vivente, di persone vive e che hanno dato la vita, i nostri alpini caduti. Una memoria che nel tempo si è dilatata, facendo spazio non solo agli alpini trevigiani, come all'inizio è stato detto, ma a quelli di tutto il paese e del mondo, a partire dal 2001, quando su una stele monumentale che raffigura simbolicamente un albero, nel bosco si iniziarono a ospitare le foglie, le targhe di altre sezioni alpine d'Italia. Anche oggi lo abbiamo celebrato, vengono scoperte 23 foglie di sezioni italiane e quella di Vancouver, in Canada. Un'iniziativa che avrebbe fatto gioire il cavaliere Claudio Trampetti, per 25 anni presidente dell'Associazione Familiari delle Penne Mozze e per 27 anni presidente del Comitato del Bosco, che ci ha lasciato
come si è ricordato lo scorso 11 aprile e che vogliamo ricordare nella Santa Messa. Cari amici, la memoria non è un atto nostalgico, isolato, ce lo dice la liturgia eucaristica che celebriamo, che è memoria della morte e risurrezione di Cristo, ma è anche momento di grande comunione, in cui ci ritroviamo come popolo e ci ritroviamo come popolo di alpini. Un popolo che, potremmo dire, ha le sue leggi, le sue regole, ha un suo stile, ha soprattutto una testimonianza tramandata di generazione in generazione. Nella prima lettura, Mosè, lo abbiamo ascoltato, consegna la legge di Dio, assicurando al popolo di Israele che nella legge, in essa, trova il benessere, la crescita, la possibilità di trovare il luogo dove vivere con serenità sulla terra. Cari alpini, di questo voi siete consapevoli. Voi sapete che ci sono norme scritte, come del resto norme non scritte, che non sono solo alla base del vivere civile, ma, mi piace dire, assicurano il di più, cioè assicurano il senso profondo dell'esistenza, ovvero accorgersi dell'altro, ritenere preziosa la vita del fratello, riconoscerne la dignità. Quando si dimentica di osservare leggi di questo genere, oppure quando alcune leggi, anche dello Stato, perdono il riferimento alla dignità straordinaria di ogni persona umana, di ogni creatura umana, non si pratica la giustizia, non si assicura la crescita del popolo, non si apre la strada alla felicità e non è raro che rivendicazioni di alcuni diritti arrivino a esprimere comportamenti irresponsabili da parte dei cittadini nei confronti della legge. Basti pensare a determinate posizioni emerse durante la pandemia o, d'altra parte, possano portare a promulgare leggi irrispettose della vita, come ad esempio, consentitemi di dirlo, nelle attuali proposte relative all'eutanasia, al suicidio assistito. Quanto contrasto! Il generale Berto parlava di sacrificio. Provate a pensarci, quanto contrasto con il sacrificio di chi, come quegli alpini che oggi ricordiamo, offre la vita per la vita dell'altro, perché l'altro viva e viva fino alla fine. Dovremmo parlare di morte naturale. Ecco, un sacrificio del genere è oggetto della nostra gratitudine, è oggetto della nostra contemplazione. Nella contemplazione della bellezza del paesaggio di questo bosco, ciò che ricordiamo sembra vivo e noi siamo grati perché ricordiamo non semplicemente dei defunti, ma, come dicevo, persone vive, diventate dono. È vero, la pianta vive, ma viene dal dono di un seme che muore, come spesso accade. La bellezza di questo bosco nasce dal sacrificio di altri, nasce da un dolore, come quello delle doglie del parto, ovvero dal dono della vita. Cari amici, contemplare significa vedere tutto come un dono e saper dire grazie. Vedere tutto come un regalo, ce lo dice la seconda lettura, che viene dall'alto, che viene da Dio. Però non sempre siamo adeguatamente consapevoli di aver contratto un debito con la vita, con quanto ci è stato dato, con l'esempio di chi ci ha preceduto e di chi anche oggi si impegna con incondizionata dedizione a servizio degli altri, a servizio del cosiddetto bene comune. Un impegno che contraddistingue voi alpini, assieme alle nostre forze armate, e regala alla comunità frutti fecondi, non da ultimo, nel difficile frangente dell'attuale pandemia e campagna vaccinale,
Consentitemi di ringraziare, lo voglio fare anch'io pubblicamente, per tutti e con forza il caro generale Figliuolo, un impegno che diventa anche appello, lo diceva, alla responsabilità di tutti i cittadini. Tale impegno, cari amici, conferma come l'ultima parola sia sempre la speranza. Speranza, è la speranza che muove ad agire. Questi nostri fratelli alpini hanno dato la vita nelle guerre. Oggi la guerra continua, seppure in modalità differenti. Non stiamo forse assistendo attoniti, assieme alla comunità internazionale, al dramma dell'Afghanistan, per la cui popolazione tanti nostri militari italiani hanno lottato a lungo per assicurare la difesa della vita, per promuovere il rispetto della dignità umana, per salvaguardare la libertà civile e religiosa. Vanno dette queste cose. È terribile ora vedere tanto orrore, con il rischio di ricadere presto nell'indifferenza. Amici, il male ci colpisce, ci sorprende, ci fa paura e ci deve far paura per non lasciarci indifferenti, occhi aperti sul male, sempre. E il male, lo dice Gesù nel Vangelo, viene dal di dentro dell'uomo. E la guerra, la violenza, altro non sono che questo, male dell'uomo contro l'uomo. È terribile. E vorrei chiedermi in ultimo, è possibile allora sperare? La risposta della parola di Dio sembra indicare proprio questo bosco, il bosco delle penne mozze. Infatti, se ci pensiamo bene, dal di dentro non viene solo il male, è vero? Dice Gesù che dal di dentro viene anche il bene, dal di dentro viene la tanta bontà dimostrata dagli alpini qui, sepolti, ricordati. La capacità di bene racchiusa nel cuore dell'uomo alla fine vince sempre sul male e si traduce in azione concreta, vita donata. Per questo, ricordando e contemplando le imprese delle care penne mozze, noi siamo aiutati a trovare il sentiero per giungere alla meta. E la meta, cari amici, è la pace fra i popoli, la salvaguardia della bellezza del creato, la carità fraterna, la difesa della vita, in qualunque fase e situazione si trovi. È un sentiero bellissimo, ma non da percorrere da soli. Come dicevo all'inizio, occorre rimanere uniti come corpo degli alpini, come patria, come comunità militare, come Chiesa. Ed è soprattutto una strada che ha un centro. Lo dimostra questo bosco, vedete? Perché tutto si snoda attorno a Gesù, il Cristo degli alpini. Ogni alpino dovrebbe dire il mio Cristo. Tutto ruota intorno a Lui e Lui è con noi, dice Mosè. Infatti, quale grande nazione agli dei così vicini a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che noi lo invochiamo, vicino, dentro, con noi. E allora invochiamolo, assieme alla cara Madonna delle penne mozze. Sarà il modo migliore di celebrare questo anniversario, onorando la memoria dei caduti, esprimendo gratitudine ai nostri alpini di ieri e di oggi e rinnovando la speranza per ogni granello di bene seminato nei solchi della storia, che fa fiorire luoghi fecondi, luoghi splendidi come è questo bosco. Il Signore lo benedica questo bosco e benedica voi tutti, carissimi alpini. Auguri di cuore e così sia. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti che verrà. Amen. E continuiamo la nostra preghiera dicendo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Schiatta. Per questo nostro mondo alla costante ricerca di speranza e pace, perché possa brillare la luce della fede e la fiamma della carità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il nostro arcivescovo ordinario militare che presiede questa Eucaristia, perché forte dello zelo apostolico annunci sempre con coraggio e franchezza la freschezza del nostro Vangelo e ci aiuti, come padre e pastore, a testimoniare sempre la fede del nostro battesimo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli alpini caduti in guerra e in pace, perché il loro estremo sacrificio ci sia d'aiuto ad evitare la follia di nuovi conflitti e nuove perdite di vite umane, come ancora oggi accade nel mondo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i caduti di tutti i fronti e per le nuove vittime della violenza, dell'odio e della malvagità dell'uomo, perché ci sia di monito e di aiuto nella ricerca costante delle vie del bene e della pace. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Nel 50° di questo bosco delle Penemozze, perché l'esempio, il sacrificio e l'operosità dei soci fondatori e di quanti nel tempo l'hanno sostenuto e valorizzato, ci siano di stimolo e di esempio nel perpetuare la memoria e il ricordo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Memori delle tante vittime da Covid-19, perché la scienza, la medicina e l'impegno individuale e collettivo trovino pronte risposte a debellare la pandemia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le nostre comunità locali e nazionali, per i loro amministratori e governanti, perché tutti insieme trovino le risorse e le energie necessarie ad affrontare le sfide del presente e guardare con nuovo ottimismo il futuro. Preghiamo. Ascoltaci, Signore, ed esaudiscici, tu che ci vuoi bene e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel silenzio della sera io ti cerco, mio Signore, il tuo volto
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Santo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di tutti i caduti alpini in tempo di guerra, in tempo di pace e in addestramento, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Maurizio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sentendoci fratelli tra di noi, figli dell'unico Padre, famiglia di Dio, ci rivolgiamo a Lui con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. I sacerdoti e i diaconi che accompagnano la celebrazione di Sua Eccellenza l'ordinario militare vi raggiungeranno sul posto per la comunione. Vi invito a rispettare la distanza e a rimanere là. Scenderanno loro per la distribuzione.
seguirò, Signore, sulla via della gioia. E la tua luce, Signore, per sempre ci guiderà. Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori
e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Francesco Introvigne, presidente della sezione di Vittorio Veneto, a nome dei presidenti delle sezioni di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene, recita la preghiera dell'Alpino. Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza ed ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito, ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici ai nostri battaglioni e sorridi ai nostri gruppi, così sia. Invoco su tutti voi a conclusione della celebrazione eucaristica e di questa significativa manifestazione anniversaria, la benedizione del Signore, per intercessione di Maria e dei nostri santi protettori. Consentitemi di dirvi ancora un grande grazie, il grazie del cuore. E consentitemi di dirvi che vi voglio bene e che l'Italia vi vuole bene. Voi siete questa profezia. Per tirar fuori quel bene e realizzarlo bisogna guardare a voi alpini.
Grazie. E consentitemi anche di dire che dagli alpini vengono fuori dei fiori meravigliosi, delle figure straordinarie. Abbiamo ringraziato il generale Figliuolo, che è stato determinante ed è determinante a risolvere il problema della vaccinazione, della pandemia a largo raggio, apprezzato da tutti. Grazie generale, grazie alpini. Ma consentitemi di salutare ancora il Presidente nazionale che ha avuto così la gentilezza, mi ha usato con la gentilezza di invitarmi. Grazie, per me è un onore grande. Sebastiano, tu mi hai definito amico, ti sento amico e fratello. E per ultimo, ma non per ultimo, perché voglio concludere con lui, voglio dire un grande grazie al generale Berto. Lui ha concluso, sta concludendo il suo servizio. Claudio, il grazie nasce da un cuore amico, fraterno. Sei stato uno dei punti di riferimento per la mia vita e per il mio ministero di ordinario militare. Ho visto in te una persona seria, una persona competente, un professionista, ma soprattutto un uomo. Ed è quello che mi ha colpito e ti dirò, mi ha fatto crescere umanamente e cristianamente, perché quei valori a cui tu facevi riferimento e che noi predichiamo, tra virgolette, e cerchiamo di testimoniare con la vita, io li ho visti incarnati in te e nel corpo che tu egregiamente, nobilmente hai guidato. E quindi ti dico un grazie personale, non so se avrò la possibilità pubblicamente di farlo alla presenza dei tuoi e dei nostri alpini. Quindi consentimi, veramente dal profondo del cuore, di dirti il grazie dell'amico, del fratello. Grazie. E che il tuo futuro sia sempre luminoso. Persone come te non possono spegnersi nel loro impegno. È un impegno che trova altre modalità, troverà sicuramente altre modalità, ma è un impegno che continuerà ad essere fecondo. Un applauso dobbiamo farglielo grande, grande. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Maria Vergine, dei nostri santi protettori, vi benedica Dio Onnipotente, benedica voi, le vostre famiglie, questa nobile associazione, l'Italia, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. E non possiamo non dire evviva gli alpini, evviva l'Italia. Volge al termine la cerimonia per il 50° anniversario di fondazione del Bosco. Vi invito a rimanere sulle vostre posizioni, vi invito a rimanere perché dobbiamo concludere con la stessa dignità con la quale abbiamo iniziato. Tutti sono stati straordinari, l'attenzione prestata è stata davvero quella delle più grandi occasioni di incontro degli alpini. Abbiamo avuto l'avventura di avere con noi oggi il gonfalone della città di Treviso e quello della città di Vittorio Veneto, decorati di medaglia d'oro al valor militare. Ricordano una parte della nostra storia d'Italia, sintetizzano il sacrificio delle genti della terra della Marca trevigiana. A loro vengono resi gli onori. Picchetto, attenti. Presentate, onori ai gonfaloni.
Fiancar. Il poso. Ai gonfaloni decorati di medaglia d'oro hanno fatto degna cornice i gonfaloni delle comunità di Sernaglia e di Moriago della Battaglia, decorati anch'essi di medaglia d'oro al merito civile, e il gonfalone della comunità di Cison, che ha riassunto così la realtà amministrativa della Marca trevigiana. Vengono resi ora gli onori al gonfalone, al labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, decorato di 216 medaglie d'oro. Con l'uscita del labaro e la resa degli onori da parte del picchetto del 7° Reggimento Alpini si conclude formalmente la cerimonia. Picchetto, attenti. Presentate, armi. Onori al labaro dell'Associazione Nazionale Alpini. Fiancar. Il poso. Prima del rompete le righe, permettete
il corale ringraziamento dei presidenti delle sezioni di Vittorio Veneto, Treviso, Conegliano e Valdobbiadene per quanti hanno voluto partecipare a questa cerimonia e per quanti si sono adoperati per realizzare questa cerimonia. Giorni intensi e impegnativi al nostro servizio d'ordine, alla protezione civile delle 4 sezioni, alla fanfara alpina di Conegliano, al coro ANA di Vittorio Veneto, a tutti voi, ai vessilli, alle sezioni, alle fiamme dei gruppi, alle autorità che si sono recate in pellegrinaggio al Bosco, autorità civili, militari, rappresentanti delle nostre istituzioni politiche, la Regione del Veneto, la Comunità Europea, il Parlamento ed il Senato. Grazie davvero di cuore a tutti, grazie alle signore che con la loro medaglia d'oro appuntata sul petto hanno testimoniato la continuità della storia e della nostra presenza. Grazie alle crocerossine, alle sorelle della Croce Rossa, grazie al celebrante, all'ordinario militare per l'Italia, l'arcivescovo Santo Marcianò. Grazie davvero a tutti e prima del rompete le righe un applauso corale per questa riuscita occasione di incontro. Davvero, grazie di cuore a tutti. Ci vediamo il prossimo anno per il 51esimo anniversario al Bosco delle Penne Mozze. Alpini, rompete le righe!